Da noi il mare ha il colore del vino. Lo scrittore Leonardo Sciascia conosceva bene l'Agrigentino, la varietà dei suoi territori e dei suoi prodotti. Tra questi, il vino ha sempre avuto un posto speciale. 5 le DOC: Menfi, Santa Margherita Belice, Sciacca, Sambuca di Sicilia e Contea di Sclafani, una provincia vitivinicola vastissima che si snoda tra mare, montagna e pianura. A tirar le fila del mondo variegato dei vini agrigentini è il Consiglio Interprofessionale DOC e IGT della provincia di Agrigento. Il presidente Marilena Barbera ci spiega il senso degli obiettivi del CIDA. Ragionare in termini di aree viticole così vaste rende a volte necessario ricorrere a strumenti che non sono soltanto privati, ma che devono garantire rappresentatività anche ad altre istanze, che possono essere sindacali, che possono essere di comunicazione e di valorizzazione del territorio. Di questo si è occupato la Camera di Commercio di Agrigento, quindi a livello proprio provinciale, costituendo al suo interno un organo speciale, che è il Consiglio Interprofessionale, che si occupa della gestione delle denominazioni viticole presenti in provincia di Agrigento. I territori in questo senso marcano il vino ancora più forse del vitigno da cui il vino stesso ha origine. Se si è in viaggio in Sicilia, si ha la sensazione di muoversi su un continente galleggiante. Dalle temperature fresche dell'entroterra si passa ai venti caldi della costa in poco meno di un'ora. Arriviamo così a Menfi, nell'azienda di Marilena Barbera, circondata da sabbia e canneti ed ovviamente da vigneti. I suoi sono senza dubbio vini di mare. Il vino a mare si arricchisce moltissimo del sale. L'interazione tra l'ambiente marino, quindi il sale portato dal vento e che intride i terreni, è credo una delle componenti più importanti per valutare un vino prodotto da noi. Il territorio è riconoscibilissimo nella mineralità, che non è mineralità come si può trovare in un vino di montagna quasi metallica, è una mineralità dolce, una mineralità profumata, piacevole, che rende i vini molto sapidi e molto lunghi, quindi sono vini che si accompagnano benissimo con tutte le pietanze mediterranee. In questo credo che appartenere ad una zona di mare significa interpretare veramente l'anima siciliana, che poi è profondamente legata al mare e ai territori di mare.